Itinerario panoramico alla scoperta delle bellezze naturalistiche del Friuli, un viaggio immerso nei colori, nel mare e nel verde della montagna. Il percorso parte da Pordenone ed attraverso strade secondarie arriviamo in breve a Fiume Veneto. Da qui si prosegue pedalando attraverso un territorio paesaggisticamente non molto entusiasmante, ma arricchito da suggestivi borghi lambiti da piacevoli corsi d'acqua. Si continua fino a San Vito al Tagliamento, graziosa ed elegante cittadina di impronta medievale, da cui si accede dal fossato attornato dalle tre torri ancora ben conservate. Ripartiamo immersi nella campagna abbellita dallo spettacolo primaverile del giallo della colza, fino ad arrivare a Morsano al Tagliamento. Raggiungiamo presto l'argine del Tagliamento, che ci porta fino alla Tisana. Proseguiamo lambendo la spettacolare laguna che circonda Aprilia Marittima. In località Precenicco, dove le distese di campi, boschi e terreni agricoli lasciano il posto alle strade di paese, raggiungeremo il ponte sul fiume Stella, straordinaria zona naturalistica protetta che consente di immergersi nella varietà del patrimonio floro-faunistico di questo pezzo del Friuli. Passando per i boschi di Muzzana, arriviamo quindi a Marano Lagunare, paese che pur facendo parte geograficamente del territorio del Friuli ha una fortissima influenza veneta, in considerazione che fu territorio della Repubblica di Venezia per quasi 400 anni. Partiamo stamattina con una leggera pioggia che ci accompagnerà per parecchi chilometri. Questa tappa ci trasporta nella vita agreste, tra vitigni e alberi di noce. Si prosegue nell'entroterra fino a Cervignano del Friuli. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Si passa per Aquileia, magico sito archeologico, ricco emporio ai tempi dei Romani e centro amministrativo del X Regio. Sei tutta bagnata e piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca e piove. Si prosegue lungo la pista ciclabile attraversando la parte antica della città di Aquileia e poi attraversando la campagna aquileese. Senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Le gocce che battono. Da qui la ciclabile procede sul ponte translagunare che collega Grado alla terraferma, con splendide vedute sul santuario di Barbana e sui casoni della laguna. Sospesa tra la terra e il mare, Grado sorge in mezzo alla più settentrionale delle lagune dell'Adriatico e vanta oltre 1600 anni di storia. Senti come piove, senti le gocce battere sulla tua testa e piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti
senti come viene giù. Da Grado imbocchiamo la pista ciclabile che si sviluppa lungo l'argine lagunare e Cararecce attraverso interessanti siti naturalistici come la riserva naturale della Val Cavanata. Di nuovo verso l'entroterra su un percorso pianeggiante, costeggiando l'Isonzato e su percorsi rurali fino a Sagrado e alla diga sul fiume Isonzo. Attraversiamo il ponte sul fiume Isonzo e siamo a Gradisca d'Isonzo, considerata tra i borghi più belli d'Italia. È una fortezza quattrocentesca che custodisce il suo castello all'interno del tracciato delle antiche mura. Si riprende il viaggio proseguendo su strade secondarie, arrivando presto a Cormons. Si prosegue fiancheggiando colline coperte di vigneti in una incontaminata natura di spunti enologici e testimonianze nella incantevole regione del Coglio. Vigneti a perdita d'occhio e cantine si trovano dovunque. Vallate, colline dolci, borghi storici, terrazzamenti di vigneti, ulivi e boschi. Il territorio dei colli orientali del Friuli ci accompagnerà per gran parte della giornata. Un territorio che stupisce per la sua naturalezza e la scarsa densità abitativa, che l'ha fatto rimanere autentico, il tutto inserito in un contesto da gustare nel vero senso della parola. Raggiungiamo Cividale del Friuli, primo ducato longobardo in Italia e dal 2011 patrimonio UNESCO. Il territorio è caratterizzato dalla splendida varietà del suo ambiente e dalla sua funzione di cerniera fra l'Alta Valle del Torre e la zona pedemontana delle Prealpi Giulie. Arriveremo alla fine a Tarcento, adagiata sulle pendici dei monti Campeon, Stella e Bernadia. A causa della neve che nei giorni scorsi è caduta copiosamente, dobbiamo scartare l'itinerario pensato, evitando di salire a Sella Carnizza e scendere a Resia. Ci dirigiamo quindi verso Artegna e saliamo sul Colle San Martino, alla cui sommità si trova l'omonima chiesetta e dove si gode di un bel panorama sulla pianura e sulle Prealpi Giulie. La giornata è splendida e in breve raggiungiamo anche Gemona, una delle località storiche del Friuli con il suo centro storico di origini medievali. Proseguendo sulla ciclabile Alpe Adria, dopo pochi chilometri arriviamo a Benzone, altro borgo fortificato straordinariamente restaurato. Continuando sulla ciclovia Alpe Adria, arriviamo a Moggio Udinese. Da Moggio si prosegue passando ad ovest della riserva naturale Val d'Aupa,
costeggiando il torrente Aupa. Inizialmente aperta, pian piano si restringe a salire, tornante dopo tornante, fino a Sella Cereschiatis. Il paesaggio è quello tipico delle montagne friulane, grigie e misteriose, ma che sanno farsi amare. Dalla Sella una lunga discesa ci conduce direttamente a Pontebba, dove concluderemo la tappa odierna. Nostro malgrado, anche l'itinerario odierno dovrà subire una sostanziale modifica. Il passo Cason di Lanza non è percorribile. Imbocchiamo la ciclabile Alpe Adria in direzione Carnia. Il percorso è in leggera discesa, immerso nelle vallate e nel paesaggio montano. Entriamo nel cuore della vera Carnia, pedalata dopo pedalata raggiungiamo in breve il comune di Amaro e poi Tolmezzo. Per le pessime previsioni meteo e la chiusura del Passo Resia, decidiamo, ahimè, di concludere il giro del Friuli ritornando verso la pianura. Percorriamo un bellissimo e suggestivo percorso fino a Cavasso Carnico e poi Cesclans e Somplago, immersi nel verde e nella solitudine di luoghi poco frequentati. Continuiamo lambendo il lago dei Tre Comuni e percorrendo la strada dedicata a Ottavio Bottecchia fino al suggestivo lago di Cornino. Proseguendo verso la nostra meta, deviamo per ammirare la cascata dell'acqua caduta, un piccolo tesoro verde racchiuso in un suggestivo ambiente naturale a Cimano di San Daniele. Proseguiamo quindi fino a San Daniele, dove ha termine questa breve vacanza.